Scatman's World. Raga, continuiamo, ultima parte. Allora, avete detto che devo prendere il coso. Vediamo un attimo. Questo qua per aprire la porta. Meno male che siete voi, raga. Eccolo qua. Ah, eccolo qua, ok. Speriamo che manca poco, perché voglio un po' riposarmi da Amnesia. Voglio fare altri giochi adesso. Anche se comunque Amnesia non sarà abbandonato, chiaramente. Solo che sapete, io vado un po' a momenti. Ho dei periodi carico più una cosa, periodi più un'altra. E ciao! È grande! E si gode, si gode. Si gode. Che bella stanza. Oh my god. Che bello. La 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 la. Who's there? Speak up. Is that you, Robert? Robert. Emma? Is that really you? Emma. How the hell did you find me? Agapio. Letter? I never sent any letter. Well, I'm just happy you're here. The father heard the other December. Wait, you did what? What? Cazzo! Puttana troia. Fanculo, brutto cazzino fuori del cazzo con il mini pene da frociazzo de merda, va in cura a mare, coglion. I doesn't look good, the pretty face of yours. I must say, you play your role. Mi sembra un wrestler. Triple H poi. Che inglese poi. You played your part well too. World Heavyweight Championship. Robert, you bastard. Guarda, che fisicata che mi ha questo, un bell'uomo proprio. Un cazzo gigantesco. Addominale scolpito. Grande. So, Emma è tutta eccitata. Sono eccitata. Ti voglio nudo. Ma sei già nudo. Doesn't remember time. You put it by destroying that orb. Heavyweight champion. Sì, WrestleMania. Sì. My is the Triple H versus Undertaker. Fanculo. Basta! È finita! E ho sconfitto il sistema. E ho fatto un video di 3 minuti. Adesso devo cazzeggiare per perdere tempo. È finita, raga. Un'altra mod se n'è andata. Ringraziamenti Comenda Veneziano e chi? E Pipino. Quello che aveva il pipino di fuori, come dice il buon Sab. Il pipino di fuori, me lo ricorderò sempre. Il Sab un grande, guarda. Un saluto al Sab, al Piada, a tutti quanti che dobbiamo fare dei video insieme, ragazzi. Purtroppo il lavoro regna sovrano su di noi. Anzi, su me il Piada, perché il Sab non fa un cazzo. Vergognati, Sab. Ragazzi, alla fine di ogni video voglio dedicare una canzone. La dedico a una persona importante e tutte le persone che voglio bene, le persone che mi vogliono bene, e insomma a chiunque. Anche al Piada, dai, che se il Piada lo sto sentendo poco perché mi sta trascurando, sono stronzo. Ti voglio bene, Piada. E oggi dedico Celeste Nostalgia, quindi chi ha voglia di andare su YouTube, Celeste Nostalgia, se l'ascolta. Sapete, ragazzi, io ho dei gusti molto... Cioè, io sono molto tradizionalista nella musica. Per me, io amo solo la storia. Quindi musica italiana, storica, Mina, Renato Zero. Oppure la straniera, Pink Floyd, Genesis, Beatles.
The Doors, Diane Street, Queen, vaffanculo, insomma tutti i più grandi, ecco, Rolling Stone, U2, io amo tutta la musica che ha fatto storia, cioè, quindi dopo vedere quel cazzo di video che ho visto su YouTube, con quella ragazza con i baffi, che mi viene a dire Justin Bieber e quelli là sono belli, cioè, io rispetto il gusto, però non mi puoi dire che è musica. Sono bei ragazzi, c'è un bel ragazzetto là col ciuffetto che hanno visto le case discografiche che fa successo, le hanno sistemato la voce l'hanno digitalizzata tutto quanto e viene fuori una roba carina commerciale, ma basta, cioè non esiste, cioè, e dopo me lo paragonano. Cioè, ma ha preso più Grammy Awards o gli stessi Grammy Awards di Michael Jackson. Cosa? Se mi paragoni la merda a Michael Jackson, no, guarda, per favore. Comunque, dai, ho fatto qualcosa per fare il video un po' più lungo. Ragazzi, adesso con Amnesia chiudo qua per un po', mi riposo perché me lo merito dopo tutti questi video. Veramente sono scioccato. Qui però riprenderò tra un pochino, magari 2 settimane, vediamo. E adesso parto con gli europei e Flight Simulator che ho voglia di riprenderlo per bene. Ragazzi, alla prossima. Ciao! Amnesia, ti ho sconfitto un'altra volta.